Soltanto trovo una cosa strana, ma tanto strana, che su un nutrito programma di argomenti importantissimi per la collettività, che vanno dalle tariffe dell'IMU, della TARES, cioè argomenti veramente importanti per la città, e mi trovo nel bel mezzo un argomento, direi, minore. Non capisco perché sia stato infiltrato nel mezzo di un pacchetto così importante questa delibera di un contributo a un piccolo sacerdote, a una frazione della città, di un contributo pari a 5.000 euro. Non vedo la chiarezza dell'ordine del giorno in Consiglio Comunale. Dunque mi sono posto, ma perché l'amministrazione infiltra un argomento così poco importante, in una questione di bilancio di previsione, per dare un contributo al sacerdote di Lugna? Credo che, dopo averne pensato bene, credo che questo sia un altro dei modi che le amministrazioni intendano mantenere il potere, non dico favorevole, ma sicuramente con l'intento di accapararsi le simpatie e le stime dei sacerdoti del Portogrovarese. Ne vedremo più avanti anche, perché come tutti sappiamo i preti hanno a disposizione un potere enorme attraverso il confessionale, e credo proprio che questo argomento sia stato introdotto perché i partiti di maggioranza come il vostro amano tanto che le pie donne vadano a confessarsi. Consigliere Floriano, sappiamo che i preti avranno anche un potere, però c'è anche il segreto confessionale, vero? Quindi la sua è un'ipotesi. Consigliere assessore Millotta. L'interessantissima domanda del consigliere Floreana merita una lapidaria risposta divisa in tre parti. La prima, che è la più importante: viene il Consiglio Comunale semplicemente perché se uno legge attentamente il bilancio preventivo, al capitolo numero 3940 trova questa posta. Quindi è un obbligo di legge, per cui prima di approvare il bilancio la legge dice: tu devi assegnare e lo collochi lì. E qua siamo d'accordo. Seconda risposta: nessun contributo ad un sacerdote, perché è una persona fisica, ma il contributo va Alle pietre. alla comunità parrocchiale attraverso un dispositivo di legge che nel tempo ha avuto, proprio perché
hanno deciso di trovarsi e di anno in anno stabilire a chi assegnare questi fondi. Grazie Assessore Villotta. Ero arrivato, Assessore. E la parte Però consigliere Giuliano, se non ci sono altri interventi pongo in votazione a questo punto legge regionale 20 dell'8